buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eccoci di nuovo online per il consueto appuntamento mensile di Cliff. Oggi abbiamo l'inizio di un doppio appuntamento. Da Cassino parliamo del comparto istruzione e ricerca, iniziamo con la scuola. Cedo subito la parola al professor Boscati per un'introduzione. Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutti, bentrovati. Come ha appena indicato la collega Zilli, iniziamo due giorni, primo oggi, il prossimo appuntamento 13 maggio sul comparto istruzione e ricerca, e oggi iniziamo da un comparto molto caldo, che è il comparto scuola. Comparto scuola che ha rappresentato da sempre un terreno di lezione delle problematiche relative alla flessibilità, ma forse sarebbe meglio dire precarietà, e da cui sono partite anche tutta una serie di iniziative giurisprudenziali volte a sistemare quella che è una tematica fortemente magmatica. E per questa, diciamo così, per questa ragione credo che sia l'inquadramento di carattere generale che verrà come dire, affrontato nei primi interventi, sia quello più di dettaglio su un aspetto specifico dell'ultimo intervento della collega De Mozzi, sicuramente ci forniranno non soltanto un quadro ricostruttivo di quelle che sono le problematiche, ma anche entreremo su quelle che sono alcune soluzioni concrete alle tematiche che via via si sono in qualche misura stratificate, anche in prospettiva di quella che è la procedura di infrazione che pare prossima. Insomma, questo non entro su questioni assegnate ai relatori e alla relatrice, per vedere un po' come il nostro ordinamento si potrà comportare, si sta comportando e si comporterà dopo che in linea generale già il decreto salvo infrazioni del settembre scorso ha cercato di porre una prima pezza a quelle che sono alcune tematiche, alcune problematiche. Io non mi dilungo più su questi aspetti di carattere introduttivo, anche perché non voglio togliere alcun secondo ai relatori e alla relatrice, quindi ringrazio il professore Riccio, il professore Alex e il professore De Mozzi in rigoroso riapparizione. Lascio ad Antonio l'apertura dei lavori con l'introduzione, e così riservando eventualmente alla fine alcune note come dire, di raccordo nella misura in cui insomma, dovessero ritenersi opportune. Insomma. E grazie Antonio, grazie Edoardo, grazie Barbara, e a voi la parola, ve la passate come dire, null'altro, grazie. Grazie al professor Boscati e alla professoressa Zilli, che sono l'anima e il cuore scientifico delle conversazioni ormai come dire, divenute appuntamento stabile delle riflessioni in materia di pubblico impiego. Grazie sia per diciamo, fare da anima scientifica alle iniziative, ma anche per diciamo, sobbarcarsi il lavoro discreto, direi, di organizzazione degli eventi. Da questo punto di vista forse andrebbe ringraziato anche il dottor De Falco, che è anima, diciamo, come dire, è fantasma delle occasioni, ma è lì e ci dà a tutti una mano. Ringrazio poi invece veramente di cuore sia il professor Ales sia la professoressa De Mozzi, che hanno, diciamo, con piacere accolto l'invito a riflettere su un tema che è quello della flessibilità calato in un comparto, che è quello della scuola, quanto mai ricco di spunti problematici. Dal punto di vista della giornata, diciamo, io mi limiterò quasi esclusivamente a una rapidissima, diciamo, introduzione relativa ad alcune generalissime specificità del comparto, riservandomi qualche parola, ma non tale da togliere eccessivo spazio ai veri ospiti di questa giornata, che sono il professor Ales e la professoressa De Mozzi, a una vicenda già specifica, perché poi in fondo la scuola
come comparto nel quale si consumano delle specificità rispetto al resto della pubblica amministrazione è al suo interno ricco di altre, come dire, sottoregolamentazioni specifiche. Una di queste, che è quella sulla quale dirò qualche parola per evitare che resti fuori dalla giornata di oggi, è quella che affronta il personale di sostegno, docente di sostegno, sulla quale però mi riprometto di ovviamente approfondire le riflessioni all'interno dell'altro appuntamento fisso che arricchisce le conversazioni, che sono, diciamo, che corrisponde alla pubblicazione degli atti scritti, anche quello ormai, diciamo, appuntamento annuale. Il settore scuola, mentre il professor Ales si dedicherà a un inquadramento, come dire, generale anche sul piano, diciamo, della disciplina sovranazionale delle specificità del settore, dedicandosi poi ad affrontare, diciamo, il tema che è forse il tema centrale, cuore del dibattito anche che ha attraversato e che attraversa diciamo, la vicenda del precariato dei docenti della pubblica amministrazione, del settore scuola, dei docenti della scuola e delle soluzioni approntate dall'ordinamento. La professoressa De Mozzi invece si occuperà di scandagliare alcune vicende specifiche relative ai docenti di religione, agli insegnanti di religione, ritornando, diciamo, se non sbaglio, poi a riflettere un po' più in generale sulla clausola 4 e l'accordo quadro della direttiva in materia di lavoro a termine. Detto questo, dal mio punto di vista, diciamo, la premessa parte con una considerazione su una vicenda generale riferita al binomio flessibilità scuola, e cioè, secondo me, il comparto scuola, la riflessione sul settore della scuola, forse più e meglio di altri, offre l'opportunità di riflettere tenendo distinti due piani di un binomio invece classico nell'approccio lavoristico, e cioè flessibilità, precarietà. In che termini? Diciamo che è molto frequente l'approccio del lavorista al tema flessibilità nel versante, diciamo, precarietà, quando poi, come dire, in realtà la precarietà finisce per essere, ma questo è ormai un insegnamento comune, finisce per essere il risvolto socio-economico di una mala gestio, diciamo, di strumenti di flessibilità, mentre con flessibilità la prospettiva di indagine può essere quella dell'osservazione degli strumenti messi a disposizione dell'amministrazione per far fronte a esigenze non stabili, non preventivabili, diciamo, nella decisione sul fabbisogno del personale. Come è noto, poi il settore scuola è destinatario di una disciplina speciale, rappresentata diciamo, implicata dall'esclusione delle vicende del personale della scuola, sia dall'applicazione delle regole in materia di lavoro a termine privatistiche, sia dalla esclusione dell'applicazione dell'articolo 36 del testo unico sul pubblico impiego, cioè del 165, fatta eccezione, ma qui non entro nel dettaglio, per il comma 5, perché probabilmente chi mi seguirà, diciamo, affronterà nel dettaglio questo aspetto. Ed è quindi il sistema della flessibilità della scuola organizzato in maniera specifica,
e ruota fondamentalmente intorno al tema delle supplenze, che a loro volta legittimano l'utilizzo di contratti di lavoro temporaneo. La normativa nazionale, la legge 124 del 99 e il decreto ministeriale 131 del 2007, più una serie di atti, come dire, successivi che integrano i disposti della disciplina specifica, rappresentano un, diciamo, sistema normativo all'interno del quale è difficile svolgere considerazioni senza diciamo, riflessioni che tengano in considerazione la vera e propria struttura di quel sistema. Questo non mi è in questo momento possibile, ovviamente, perché occuperebbe molto spazio. Però, sinteticamente, l'ordinamento attualmente, la disciplina specifica attualmente, come a qualcuno è forse noto, prevede 3 tipologie di contratti a termine per il settore docenti: supplenze annuali su organico di diritto, riguardanti posti disponibili e vacanti, cioè privi di titolare, con scadenza al termine dell'anno scolastico. Questo in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. Supplenze temporanee su organico di fatto, relative a posti non vacanti ma comunque disponibili con scadenza al termine delle attività didattiche, e supplenze temporanee brevi, che rappresentano quindi la possibilità per la pubblica amministrazione di stipulare contratti a termine di più breve durata rispetto alle supplenze che coinvolgano il primo e il secondo tipo, cioè quelle su organico di diritto e organico di fatto. L'individuazione dei soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di lavoro a termine per coprire le esigenze determinate, diciamo, che legittimano dunque la supplenza, avviene all'interno, attraverso la strutturazione di graduatorie. Principalmente, attualmente il sistema delle graduatorie ne comprende, ripeto, principalmente ma non esclusivamente 3, cioè le graduatorie a esaurimento, le graduatorie provinciali per l'insegnamento e le graduatorie d'istituto, che possono essere utilizzate in maniera diciamo, strutturata a seconda del tipo di esigenza e quindi di supplenza da coprire. Ora, è all'interno di questo sistema, intorno a questo sistema, che si consumano una serie di problemi di non poco conto, no? Molti di questi noti anche a chi non è, diciamo, uno studioso del settore. Il tema, quello del precariato, come effetto di una gestione del sistema invece previsto dalla disciplina specifica, tale da determinare quindi, se utilizzo il termine precariato, tale da determinare effetti, diciamo, patologici rispetto all'utilizzo, vorrei dire quasi connaturato ad alcune delle esigenze che si possono riscontrare nel settore scuola, accettabile dall'ordinamento e da chi è coinvolto in quelle porzioni, diciamo, di insegnamenti. Perché? Perché il tema è della miriade di aspiranti insegnanti di ruolo che finiscono per gravitare all'interno delle 3 graduatorie dalle quali si può attingere per stipulare contratti a termine e quindi di supplenza per un tempo, diciamo, a tutti noto, obiettivamente lungo o molto lungo, e in alcuni casi addirittura con personale che finisce per arrivare quasi alla soglia dell'età pensionabile, non avendo ancora trovato, diciamo, uno sbocco di stabilità.
all'interno di questo panorama generale mi pareva interessante una riflessione su una vicenda che ha tratti di peculiarità che forse possono stimolare la riflessione però anche generale, e che è quella degli insegnanti di sostegno, perché di recente, proprio nel gennaio del 2025, e riflettendo sul seminario di oggi, mi è capitato tra le mani un documento dell'Osservatorio Conti Pubblici della Cattolica di Milano, l'Osservatorio dei Cottarelli, il quale, analizzando una serie di dati ufficiali, i quali, diciamo, Cottarelli e Polmastroni hanno sviluppato una riflessione su quei dati, dalla quale emerge, ce n'erano altri in realtà di dati statistici riportabili, questi mi sembrano quelli, diciamo, più opportuni in quanto più recenti e di fonte certa, sul totale degli insegnanti a termine, dei docenti a termine, più della metà sono insegnanti di sostegno. Non solo, tra gli insegnanti di sostegno più della metà sono insegnanti a termine, e quindi, come dire, nella massa del fenomeno, sull'insegnamento di sostegno, cioè finalizzato alla facilitazione e all'integrazione di persone, di alunni, di discenti affetti da disabilità, finisce per consumarsi, diciamo, un problema di temporaneità delle prestazioni che assume contorni preoccupanti non solo nella considerazione, nella prospettiva come dire, solita del lavorista che guarda il problema sul versante del lavoratore, ma anche sulla capacità dell'amministrazione, in questo caso della scuola, di fornire un servizio efficiente ed efficace all'utenza finale. Perché? Beh, perché, senza entrare anche qui troppo nel dettaglio sarebbe lunga, ma uno dei perni di funzionamento, anche secondo, diciamo, le regole attualmente vigenti, e mi riferisco al decreto legislativo 66/2017, ma già dai principi della legge 104 del 92, emerge in tema di come dire, sostegno all'istruzione del lavoratore, dello discente, dello studente affetto da patologie che siano certificate. Qui ripeto, non entro troppo nel dettaglio altrimenti appesantisco troppo, ma inquadra o individua meglio nella continuità del progetto educativo e didattico un perno, ripeto, fondamentale di funzionamento del sistema. Allora è chiaro che invece in una realtà nella quale quel servizio viene offerto da insegnanti assunti su supplenze, quindi con contratti a tempo determinato, finisce per incidere negativamente sulla continuità appunto del progetto educativo didattico, perché i ragazzi si trovano esposti, diciamo, anno per anno al mutamento del soggetto che li prende in carico, anche se poi il docente di sostegno, ricordo, è addetto alla classe più che al singolo alunno, tanto che poi anche sul sistema di diciamo, relazione tra docente di sostegno e docente di ruolo sulla materia si consumano altri e diversi problemi. Su questo farei notare, forse può essere utile anche alla riflessione, alle riflessioni che verranno dopo più generali, che dal documento dell'osservatorio emerge un altro elemento interessante, cioè
Il sistema oggi prevede un numero complessivo di insegnanti di sostegno piuttosto cospicuo, anche se rapportato al panorama europeo. Quindi il problema sembra non essere la quantità del personale a disposizione. Certo, l'altra vicenda di cui si parla spesso con riferimento a questi temi è la temporaneità, l'eccessiva numero di lavoratori temporanei, di docenti temporanei in questo caso, è relativa anche alla carenza di stanziamenti, di fondi necessari a coprire un fabbisogno che sarebbe maggiore. In realtà, osservando i dati dell'osservatorio, qualche dubbio viene diciamo, sulla capacità del sistema di reggersi non sulla scorta, diciamo, o di riuscire a offrire un servizio efficace e efficiente sulla scorta del numero dei docenti disponibili, quanto interrogativi di sistema. Ciò detto, in particolare sulla vicenda della continuità del progetto educativo, dato diciamo, l'evidente problema relativo al mutamento dei docenti ai quali gli alunni finiscono per rapportarsi di anno in anno, e ripeto, stiamo parlando di più della metà del personale impiegato. Il legislatore è intervenuto l'anno scorso modificando, diciamo, attraverso il decreto legge 106 del 2024 convertito in legge 177, perdonatemi, ha modificato una parte del decreto legislativo 66 2017 relativa appunto alla continuità del progetto formativo e si dice attualmente all'articolo 14 del decreto legislativo 66 la continuità educativa e didattica, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica, nel caso di richiesta da parte della famiglia è valutato da parte del dirigente scolastico l'interesse del discente nell'ambito, eccetera, eccetera, e quindi al docente rispetto al quale la famiglia ha espresso, diciamo, quella preferenza rispetto alla continuità, può essere proposta la conferma con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto della nomina del contingente. Ora, fin qui, come dire, si porrebbe un tema che è quello forse esclusivo della possibilità offerta alla famiglia dell'alunno di fare da criterio, come dire, di selezione, di scelta in termini generali. La disposizione fin qui fa riferimento a docenti specializzati e qui entra in gioco, diciamo, la seconda parte della vicenda problematica sulla quale poco posso diciamo, entrare oggi, ma entrerò nello scritto, e cioè la specializzazione. Allora, il sistema vede nel docente specializzato il soggetto adeguato a rispondere alle esigenze dell'alunno affetto da disabilità. Poi però, riprendendo i dati dell'osservatorio, scopriamo che all'interno del complessivo numero dei docenti a termine utilizzati su supplenze di sostegno finiscono per essere non specializzati, grazie a un sistema di pescaggio e ripescaggio dalle graduatorie da cui vi esonero. Ma alla fine il risultato è che più della metà dei docenti che svolgono attività di sostegno temporanea non sono specializzati. E tornando, diciamo, ancora alla norma modificata,
La norma modificata aggiunge, dopo quello che vi ho detto prima, che quella procedura può essere attivata anche con riferimento a docenti non specializzati. Allora, qui, come dire, altro problema, oltre all'utilizzo della famiglia, unitamente ad altri strumenti come diciamo strumento, criterio, parametro di individuazione per rispondere alla necessità diciamo, educativa, alla continuità del sistema educativo. Si pone un problema di legittima aspirazione, questa volta diciamo, ponendomi sia nella prospettiva dei lavoratori interessati, cioè dei docenti potenziali interessati, come legittima aspirazione di un docente eventualmente in possesso del titolo di specializzazione che potrebbe essere pretermesso rispetto a uno privo della specializzazione, ma sul quale, avendo svolto attività nell'anno precedente, la famiglia chiede continuità per l'anno successivo, e mi sembra un tema di non poco conto, tanto che mi pare che recentissimamente, forse proprio la settimana scorsa, le organizzazioni sindacali su questo abbiano anche presentato un ricorso, impugnato la norma al TAR, chiedendo anche la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale. Come dire, su questi temi forse è interessante riflettere anche in generale, perché mi pare che nella situazione specifica non si pongano problemi soltanto con riferimento alla tutela dei lavoratori coinvolti in contratti di lavoro temporaneo, ma mi pare che si ponga invece forte anche un tema di capacità del sistema, attraverso gli strumenti di flessibilità concessi, di rispondere in maniera efficace alle esigenze. E mi pare che in questo caso specifico a un eccesso di contratti a termine, come dire, a un eccesso di utilizzo di strumenti di flessibilità non corrisponda affatto un miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del servizio, cosa che forse dovrebbe invece, alla quale dovrebbe aspirare uno strumento adeguato di flessibilità, un sistema articolato di flessibilità. Io diciamo, non ho molto altro da aggiungere, sperando che alcune di queste considerazioni, di queste riflessioni possano essere anche come dire, riprese dal professor Aless, dalla professoressa De Mozzi, che mi seguiranno. Mi pare però, ecco, chiudiamo in questo modo, mi pare che nel caso della flessibilità nel settore scuola forse potrebbe essere utile una riflessione più generale sulla necessità o non necessità di coprire, ed efficacia o non efficacia a seconda dell'utilizzo dello strumento, di coprire esigenze che sono connaturate in alcuni casi al settore scuola e a ciò che accade all'interno del settore scuola, e che sono stabilmente incerte con strumenti contrattuali temporanei piuttosto che con risorse diverse. Ma su questo, diciamo, io mi taccio rispettando i miei tempi e cedo la parola con molto piacere al professor Aless che mi segue. Buon pomeriggio, grazie al professor Riccio per l'introduzione, grazie per l'invito a lui, al professor Boscati e alla professoressa Zilli, grazie a Massimiliano De Falco per l'assistenza sempre vigile. E grazie al professor Riccio perché l'introduzione è stata estremamente utile per inquadrare la tematica che oggi ci occupa, fino dall'inquadramento, dalla specifica
che riguarda appunto il settore scuola. Il settore scuola è sicuramente uno dei settori più delicati del lavoro pubblico, non fosse altro perché numericamente costituisce diciamo, un contesto particolarmente significativo, e anche perché da un punto di vista sociale evidentemente svolge una funzione che come rilevanza è almeno al pari della sanità, insomma, un altro settore particolarmente delicato dal punto di vista sia regolativo che strutturale che funzionale. Nel settore scuola, questo è un parallelismo che possiamo continuare a fare rispetto alla sanità, ma anche rispetto all'università, che è parte in realtà poi della stessa area contrattuale. Si aggiunge un altro elemento, un elemento estremamente significativo, che è quello della compresenza di due gruppi professionali, e cioè il gruppo dei docenti e il gruppo del personale cosiddetto ATA, cioè gli assistenti tecnici amministrativi. Questo è un aspetto estremamente significativo perché evidentemente le regole del settore possono essere omogenee fino a un certo punto, tant'è vero che lo stesso contratto collettivo nella sezione scuola differenzia ormai il personale docente in maniera sempre più netta dal personale ATA, e anche perché poi questi due gruppi professionali sono esposti, se vogliamo, a un ambiente lavorativo, una realtà lavorativa anche molto diversa. Premetto che utilizzerò in questo mio intervento anche delle categorie non giuridiche, perché credo che la specificità del settore scuola le richieda proprio a partire dalle motivazioni che anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella famosa o famigerata sentenza Mascolo, vengono evidenziate. E cioè il settore della scuola vive di una dinamica estremamente particolare per quanto riguarda la presenza del personale docente in servizio. E questa dinamica non è la stessa del personale ATA. I motivi sono vari, ma certamente un motivo che potrebbe sembrare banale è quello della forte esposizione del personale docente al contatto con gli alunni e le alunne, che di per sé stesso ovviamente è un motivo di gioia, senz'altro, ma anche talvolta di stress e, perché no, nella prospettiva che qui ci occupa, causa di ripetute assenze. Anche chi insegna a livello universitario sa perfettamente che se si entra in un'aula dove ci sono 5-6 persone raffreddate, influenzate, è abbastanza certo che se ne uscirà nella stessa condizione. Può sembrare una battuta, ma in realtà lo è fino a un certo punto, nel senso che certamente l'esposizione a un ambiente di lavoro con molte persone di giovane età può essere una delle cause della notevole morbidità che affligge il settore e quindi di conseguenza anche di una difficoltà per il personale docente di essere costantemente presente e quindi di una ulteriore e conseguente necessità di sostituzioni sotto forma appunto di supplenze temporanee. C'è un altro aspetto che vale la pena considerare
rispetto al quale bisogna essere anche molto puntuali nella ricostruzione. Il settore della scuola è un settore ad altissima presenza di personale donna, di sesso femminile, questo per motivi vari, che però sono anche collegati, vari e tradizionali, che però sono anche collegati ad una delle tematiche importanti ricollegabili alla necessità della supplenza, e cioè il tema della gravidanza e della maternità. Evidentemente il tema della gravidanza è un tema del tutto fisiologico che non merita in questo senso nessuna riflessione di tipo giuridico. Il tema della maternità, cioè di quello che succede dopo la nascita del figlio o della figlia, è invece un tema di notevole rilevanza da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista della gestione dei rapporti di lavoro e, se vogliamo, anche della gestione dei rapporti familiari. È chiaro che dal 2000, diciamo così, dall'introduzione della nozione di congedo parentale, che sostituisce quella di congedo di maternità, l'estensione facoltativa, il legislatore ha sicuramente segnato un punto di distinzione, ha voluto espressamente su spinta del diritto dell'Unione Europea equiparare la condizione dei genitori nella fase successiva di cura, gestione, educazione dei figli, ma poi sappiamo anche che questa svolta ha rischiato e rischia tuttora di rimanere abbastanza teorica se, come dicevo prima, il sentire sociale, i rapporti familiari non si riarticolano in una prospettiva di effettiva condivisione del lavoro di cura a livello familiare. Quindi in realtà in un settore in cui il personale è prevalentemente di sesso di genere femminile, è chiaro che se non c'è questo riequilibrio, non c'è una condivisione del lavoro di cura, e se il lavoro di cura continua ad essere appannaggio quasi esclusivo della lavoratrice madre, questo impatta evidentemente non solo nei termini, come dicevo, fisiologici dell'astensione obbligatoria per la gravidanza, ma in realtà poi per l'astensione facoltativa, che dovrebbe essere genitoriale, ma finisce ancora per essere fondamentalmente materna. C'è un ulteriore elemento che deve essere necessariamente evidenziato, ed è quello della territorialità del settore. Che cosa intendo per territorialità? Beh, in realtà anche il legislatore, o insomma, nei documenti ministeriali lo sottolineano spesso, no? Il fatto che, per esempio, le liste di supplenza siano provinciali, chiaro che testimonia di un collegamento stretto, no? Tra l'istituzione scolastica e il territorio di riferimento, e che è un collegamento spesso anche del personale col territorio di riferimento. Quindi una certa difficoltà, se non un'estrema difficoltà, di immaginare un meccanismo di vasi comunicanti all'interno del territorio nazionale, cioè di un circuito nazionale di scambio, di interscambio del personale in chiave sostitutiva, quindi in chiave di supplenza, e anche in maniera più strutturata e definitiva in chiave di trasferimenti, cioè di spostamenti da una provincia all'altra. Insomma, penso nella mente di tutti questi lanci giornalistici della difficoltà di reperire alloggi ad un prezzo abbordabile rispetto alle retribuzioni, quindi al rifiuto, alla rinuncia spesso della immissione in ruolo in altri contesti territoriali che non siano appunto quello di provenienza. Quindi ci sono una serie di motivazioni alla base della particolarità del settore scuola rispetto al tema della flessibilità. Sono delle istanze, delle motivazioni che non ricorrono
in molti altri dei settori, delle aree del lavoro pubblico. Quindi è chiaro che c'è una forte specificità della situazione e di conseguenza, se vogliamo, anche della riflessione giuridica, cioè la riflessione giuridica deve in qualche modo farsi carico di questa specificità. Come sottolineava giustamente in apertura il professor Riccio, questa specificità ha poi determinato i legislatori nel corso degli anni a prevedere un vero e proprio corpo normativo specifico, appunto, dedicato al settore scuola, con il quale evidentemente bisogna confrontarsi, sempre facendo attenzione a non cadere però nella trappola della troppa specificità, perché io ho l'impressione che in qualche passaggio giurisprudenziale più che legislativo, quindi di interpretazione della legislazione, la sottolineatura della specificità e quindi della non applicazione, per esempio, del decreto 165 del 2001, risultino un po' forzate, che in realtà poi la specificità esplicita per tabulas riguarda sicuramente il sistema di reclutamento e sicuramente la dirigenza scolastica, che appunto ha peraltro una sua relazione almeno di principi nel decreto 165. Per il resto io sarei molto cauto nel attribuire elementi di troppa specificità rispetto a quelli già esistenti e quindi ad escludere in via interpretativa l'applicazione di determinate norme, anche perché poi quando il legislatore ha voluto escludere esplicitamente lo ha fatto, e lo vedremo proprio nel corso di questa mia esposizione. Comunque, per ricostruire la vicenda della flessibilità, è chiaro che devo tornare brevemente sul discorso della precarietà. So di essere in controtendenza rispetto agli introduttori, però io vorrei in realtà sottolineare il dato della flessibilità piuttosto che quello, cioè delle esigenze di flessibilità piuttosto che quello della volontà di creare un esercito di precari, insomma, come magari anche da qualche parte si sente dire. Proprio le ragioni che ho cercato di illustrare, senza dati alla mano, ma con una solida diciamo, convinzione anche statistica, proprio quelle situazioni, quella condizione che ho illustrato, determina una, come diceva Antonio Riccio, una costante necessità di flessibilità. Siamo di fronte ad un fenomeno che la stessa Corte di Giustizia, appunto, il mascolo non può non riconoscere, cioè, con un organico così ampio, con una distribuzione territoriale così disomogenea, con peraltro attività che si svolgono su ogni ordine e grado dell'istruzione, è evidente che nessun ordinamento e nessun sistema di educazione pubblica possa sopravvivere immettendo in servizio nei ruoli tutti i docenti che teoricamente servirebbero per coprire qualsiasi esigenza temporanea. Questo è un elemento, secondo me, che non possiamo dimenticare. Ripeto, la stessa Corte di Giustizia, che è stata molto critica nei confronti dello Stato italiano, lo ha dovuto ammettere. Quindi è chiaro, c'è da un lato un fenomeno abbastanza preoccupante di personale che viene tenuto all'interno, quasi prigioniero, all'interno delle graduatorie delle tre tipologie, ma anche della quarta, diciamo, quella permanente, che sono a disposizione, ma questi serbatoi hanno un orologio in essere e non necessariamente
può esserci una corrispondenza univoca tra il numero di persone nel serbatoio e il numero di posizioni disponibili. E quindi è evidente che è una sorta di inevitabile condizione di frammentazione degli organici e di frammentazione delle attività e dell'impiego del personale. Questo credo che sia un tema difficilmente eludibile. D'altra parte, facendo un salto minimamente all'esterno dei nostri confini, nel sistema tedesco, di educazione tedesco, esiste la figura dello Springer. Lo Springer è quello che salta, cioè è una sorta di grillo, no? Che ha un'area, una serie di istituti ai quali fa riferimento e, utilizzando un'espressione certamente non positiva, fa il tappabuchi, ma lo fa di mestiere, tra virgolette, nel senso che il suo ruolo è un ruolo anche interiorizzato e altamente diciamo, apprezzato da parte dei dirigenti scolastici, è proprio quello di essere flessibile e versatile nel coprire delle esigenze che non sono, diciamo, alle quali non si può far fronte attraverso un'assunzione in pianta stabile, perché nessuno è in grado di prevedere quel tipo di esigenze. Quindi io credo che questo sia un altro elemento di sfondo che dobbiamo tenere in grande considerazione per evitare, diciamo, poi derive insomma, populistiche rispetto al tema della precarizzazione. Dopodiché ci sono anche dei fenomeni patologici che però, attenzione, proprio il caso Mascolo evidenzia come siano poi legati in qualche modo ad una scelta individuale di rimanere in una graduatoria provinciale. Quindi io rimango all'interno di quella graduatoria provinciale, anche se sono abbastanza consapevole del fatto che quel bacino provinciale difficilmente mi assorbirà nella dimensione del ruolo. Ma questo per un legame del tutto comprensibile alla dimensione territoriale, del quale però non può farsi carico necessariamente l'amministrazione. Quindi cioè, anche qui bisogna essere, secondo me, molto equilibrati in valutare le situazioni, questi tempi di precariato che effettivamente insomma, apparentemente sono mostruosi, no? Per cui per 9 anni si gira all'interno di una graduatoria, però è questo perché si gira all'interno sempre di quella graduatoria, evidentemente. Ora, però per capire un po' la situazione vorrei recuperare qualcosa che ha già accennato in maniera anche molto puntuale il collega Riccio, partendo appunto dal decreto legislativo 297 del 94. E il testo unico, ovviamente, che è il riferimento fondamentale per quanto riguarda gli aspetti strutturali, funzionali del sistema, quindi non necessariamente solo quelli del personale, che però ha due norme, secondo me, molto importanti sulle quali soffermarsi, tuttora vigenti. L'articolo 399, che è quello sull'accesso ai ruoli, e l'articolo 401 delle graduatorie permanenti. Perché sono importanti? Intanto perché sono uno degli elementi sui quali ha riflettuto anche la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale, sia nell'ordinanza di rinvio che nella sentenza poi successiva e conseguente. È chiaro che qui il legislatore ha previsto il cosiddetto doppio canale d'accesso, cioè da un lato il canale concorsuale, dall'altro appunto il canale attraverso le graduatorie permanenti e in realtà ha legittimato lo strumento graduatorio. E questa legittimazione, secondo me, è ampiamente condivisibile proprio nel momento in cui in realtà attraverso lo strumento concorsuale si implementa un organico che si sa di essere stabile, quindi si fa una programmazione su base triennale normalmente che va a colmare determinate lacune e invece lo strumento d'accesso della graduatoria è una sorta di galleggiamento, cioè l'ingresso nella dimensione della temporaneità che poi mano a mano, e qui bisogna capire ovviamente le tempistiche,
mano a mano, ma dovrebbe essere in maniera costante, lenta ma costante, porta alla immissione in ruolo e quindi alla stabilizzazione, potremmo dire, anche se il termine non è necessariamente corretto dal punto di vista tecnico. Quindi sullo sfondo del doppio canale, in realtà noi abbiamo poi una dimensione ulteriore della graduatoria, perché la graduatoria del secondo canale, se vogliamo, è una graduatoria appunto permanente che è nutrita dalle graduatorie, diciamo così, temporanee, esaurimento o transeunti, e che rappresenta quindi una sorta di approdo poi per il personale nelle graduatorie alte. In realtà poi tutto il ragionamento veniva già sviluppato nel testo unico, ma superata la norma del testo unico sulle supplenze, perché abrogata appunto dalla legge 124 del 99, si arriva appunto alla legge stessa, la 124, e all'articolo 4. Qui la mia interpretazione si discosta leggermente da quella del professor Riccio. In realtà non ci sono 3 tipologie di contratto a tempo determinato, o meglio, ci sono perché lo dice l'ordinanza, quindi lui ha perfettamente ragione. Non ha detto nulla di errato. Io tornerei però alla dimensione, diciamo, strutturale e funzionale della supplenza, che anche lui ha ricordato, perché questo è il punto nodale, il punto focale della riflessione e anche il punto focale del contenzioso. Come vedremo, sia la Corte di Giustizia che la Corte Costituzionale sulle supplenze annuali, così definite dall'articolo 4, concentrano la loro riflessione e la loro valutazione. Perché dicevo 3 tipologie di supplenze? Perché in realtà poi ci dice l'articolo 4, il contratto a tempo determinato è uno solo, cioè ci sono 3 tipologie di supplenze, 3 tipologie di esigenze alle quali si fa fronte con i contratti a termine. Quindi i contratti a termine, il contratto a termine in una scuola penso possa essere visto in una dimensione unitaria, nonostante quello che afferma appunto l'ordinanza nei vari decreti. Però è uno strumento che si presta a diversi utilizzi. Quindi anche qui bisogna essere cauti nel generalizzare la tematica, i contratti a termine, il contratto a termine in una scuola. In realtà ci sono 3 prospettive molto diverse. Io vorrei tornare appunto su questo, perché le supplenze annuali, come giustamente segnalava il professor Riccio, sono intanto assegnate in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente in ruolo. Quindi questo hanno una finalizzazione e peraltro proprio rispetto agli insegnanti di sostegno il legislatore sta facendo di recente questo stesso ragionamento, cioè l'assunzione a tempo determinato finalizzata poi al superamento della valutazione del periodo di prova e l'ammissione in ruolo. Quindi non c'è niente di nuovo in questa legislazione più recente, in realtà l'impostazione è quella del 99, cioè si dice si assegnano queste supplenze perché evidentemente si fa un investimento su determinato personale, si sa che si espliteranno nel giro di 1, 2, 3 anni, andiamo sul triennio per adesso, le procedure concorsuali e infatti queste supplenze annuali sono utilizzate per la copertura delle cattedre e se non vogliamo tornare alle cattedre, comunque dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico. Quindi qui in realtà stiamo parlando di un affidamento di un incarico tramite contratto a tempo determinato che ha un inizio almeno entro il 31 dicembre, ovviamente l'ipotesi, l'optimum sarebbe l'inizio per l'anno scolastico, quindi per il 31 agosto di fatto, e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Quindi tra l'altro è un arco temporale che consente di coprire anche i mesi estivi, che il mese d'agosto soprattutto, che non è un mese di attività normalmente, almeno nella parte centrale. La seconda tipologia
è quella che è in realtà, diciamo, da un lato determinata dall'essere disponibili sempre entro la data del 31 dicembre, ma queste supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono assegnate per la copertura delle cattedre dei posti di insegnamento non vacanti. Quindi attenzione, qui, mentre nella supplenza annuale l'elemento della vacanza è un elemento fondamentale e dal punto di vista strutturale, perché vuol dire che quel posto andrebbe coperto, ma non è ancora stato coperto perché è in attesa di essere coperto attraverso il concorso. La supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, no, non si riferisce a un posto vacante. Quindi qui emerge l'esigenza chiaramente sostitutiva del supplire all'assenza di un lavoratore, di una lavoratrice soprattutto, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, quindi una sospensione della prestazione lavorativa, ma con una prospettiva di ritorno, di rientro nella cattedra, diciamo così, nella posizione nel posto di insegnamento. E infatti poi qui il legislatore si riferisce anche alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orari, quindi abbiamo sia l'esempio della cattedra, quindi sia l'esempio di una unità di docenza perfetta, potremmo dire, quindi cattedra o posto di insegnamento, sebbene non vacante ma unitario, oppure la frammentazione, copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orari, quindi lo Springer, ma diciamo in una misura, in una dimensione un po' diversa, che è quella della faccio 4 ore in un plesso, 5 ore in un altro, 6 ore di qua, 6 ore di là, fino ad arrivare alle 18-24 ore settimanali che completano un carico, se si riesce a completare. Questo è l'altro discorso, l'altro ragionamento. E questo però è fino alla fine dell'anno scolastico, per cui in realtà qui il tema del mese di agosto è un tema del tutto aperto. E poi le supplenze temporanee, che sono un po' quelle che in realtà superano lo spartiacque al 31 dicembre, e già questo è un tema, e poi hanno una, diciamo, anche dimensione quantitativa diversa rispetto alle prime due. Che cosa si fa per queste supplenze, per il conferimento di queste supplenze annuali e supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica, quindi le prime due tipologie? In realtà qui si dovrebbero appunto utilizzare le graduatorie permanenti del 401, ma poi l'ordinanza sconvolge questo tipo di impostazione e infatti la stessa norma di modifica la stessa norma del 2015 modificativa ci dice che in realtà si utilizzano le graduatorie provinciali di cui al comma 6 bis, che sono appunto introdotte in un momento successivo come graduatorie. E mentre invece per le supplenze temporanee qui si scende a livello non più di circolo ma di singolo istituto, in realtà, perché sono quelle le graduatorie che vengono utilizzate. Questo a dire che cosa? Che noi abbiamo effettivamente due mondi diversi delle supplenze. Le prime due tipologie hanno un loro significato e anche un loro approccio. La terza tipologia è quella, diciamo, per la quale effettivamente si potrebbe parlare di una eccessiva frammentazione anche dell'impegno di docenza, perché potrebbe essere un'ora, 2 ore in una settimana, poi nulla, poi in un mese, e questo purtroppo è un fenomeno che se non è ricompreso nella figura dello Springer diventa effettivamente estremamente pesante per il docente, che è costretto a cambiare costantemente luogo, istituto e spesso anche materia, se insegna più materia. Ora, aspetto ulteriore che va
sottolineato è appunto quello che dicevamo prima, cioè attenzione perché le supplenze temporanee, quindi anche quelle della seconda categoria, il conferimento è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. Quindi mentre quelle del primo tipo sono quelle che garantiscono la copertura dell'anno, in realtà dal punto di vista del lavoratore e della lavoratrice, dei diritti, già le supplenze, scusate, le supplenze temporanee hanno invece una dimensione molto diversa anche dal punto di vista retributivo. Quindi le prime due tipologie hanno un trattamento di un certo tipo, la terza tipologia invece sicuramente ha un trattamento molto meno favorevole. Ora, veniamo al tema dei contratti a termine. L'articolo 4,14 bis della legge 124. Questo è l'elemento, secondo me, la chiave di volta di tutto il ragionamento. Perché intanto è questa disposizione che ci dice che per il conferimento delle supplenze si stipulano contratti a tempo determinato. Quindi qualsiasi supplenza viene tradotta in un dal punto di vista poi del rapporto di lavoro in un contratto a tempo determinato. Cosa aggiunge però il comma 14 bis? Questi contratti a tempo determinato possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo. Quindi noi abbiamo già una disciplina molto chiara, che è quella poi contestata sia dalla Corte di Giustizia che dalla Corte Costituzionale, ma contestata nella parte in cui si riferisce alla tipologia 1 di supplenza, cioè quella che riguarda il posto vacante e che dovrebbe essere utilizzata nella prospettiva dell'immissione in ruolo mediante concorso, ma che non avviene perché i concorsi non si bandiscono. Allora, guardate, qui emerge un elemento di fatto che è estremamente spiazzante per la ricostruzione giuridica. Infatti anche la Corte di Giustizia poi in realtà su questo inciampa, perché non è più un tema di diritto, perché il tema di diritto è molto chiaro. La supplenza di tipologia 1 viene attribuita sul posto vacante nella prospettiva del concorso e quindi l'immissione in ruolo mediante concorso. Ora lasciamo perdere l'area del concorso, ma in realtà il tema vero è quello della cadenza dei concorsi, perché se il concorso si espletasse poi e venisse a conclusione nei 3 anni dal primo conferimento della supplenza annuale sul posto vacante, il problema non sussisterebbe, saremmo anche all'interno dei famosi 36 mesi previsti dalla buona scuola originariamente. E quindi perché dico questo è un aspetto molto delicato per il giurista? Perché in realtà poi sfugge alla dimensione e alla riflessione giuridica ed entra piuttosto in una riflessione, dimensione di tipo strutturale finanziario. Certo, la Corte di Giustizia dice che la dimensione finanziaria di bilancio non è mai di per sé una giustificazione. Però in realtà la Corte poi trasla questo argomento sull'argomento giuridico, cioè utilizza l'argomento di bilancio per inficiare la legittimità, per mettere in discussione la legittimità dell'argomento giuridico, e questo è un meccanismo molto molto delicato. Quindi contratti a tempo determinato si trasformano soltanto nel caso di immissione in ruolo. Perché sono necessari però, attenzione, questi contratti a tempo determinato? Per garantire la costante erogazione del servizio scolastico educativo. Attenzione, perché qui su questo la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale secondo me non fanno un ragionamento completo. Qui c'è la ragione oggettiva. La ragione oggettiva è quella che non è che l'istituzione scolastica può evitare di stipulare il contratto a termine perché è andata oltre un certo limite, una certa regola, e rischiare di non garantire la continuità del servizio scolastico educativo.
Quindi l'esigenza qui è un'esigenza specifica che deve essere parametrata a quella dimensione di frammentarietà, temporaneità, flessibilità che abbiamo visto prima. Il che mi porta a dire evidentemente che il ragionamento sia della Corte di Giustizia che della Corte Costituzionale è un ragionamento estremamente rigido e non propriamente consapevole delle specificità del settore. Ora, tutto questo poi viene richiamato nell'ordinanza ministeriale del 16 maggio 2024, quindi abbiamo un assetto in realtà che recupera quelle che sono state le indicazioni del professor Riccio. Ora, cosa ci facciamo con questi contratti a termine? Nel senso, quale assetto normativo poi trova il legislatore per confrontarsi, diciamo, per essere in linea con quella che è l'indicazione dell'accordo quadro, cioè della direttiva 9970. La direttiva 9970, e qui parlo della clausola 5, fondamentalmente è diciamo, uno strumento del diritto dell'Unione molto particolare, perché in realtà probabilmente crea più problemi di quanti ne risolva. Questo se ne sono resi conto anche le organizzazioni sindacali europee che l'hanno stipulato. Perché dice non tantissimo, ma pone una serie di limiti, di criteri, di requisiti che poi non sono facilmente applicabili a qualsiasi contesto lavorativo. E soprattutto il tema che sorge se siano applicabili in maniera così automatica alle pubbliche amministrazioni. Non ho nessuna intenzione di recuperare Marroso, Sardino, Vassallo e tutto il resto, perché staremo qui fino a domani. Però certamente se una parte di ragione è riconoscibile all'applicazione evidentemente dell'accordo quadro alle pubbliche amministrazioni, rispetto al settore della scuola l'applicazione è veramente molto complessa. Perché molto complessa? Perché l'accordo quadro parte dal presupposto dell'esistenza di un imprenditore o datore di lavoro che vuole sottrarsi alla disciplina del contratto a tempo indeterminato e alla disciplina del recesso, abusando dei contratti a termine. Allora, già questo per le amministrazioni probabilmente non è del tutto realistico. Tranne alcuni casi eclatanti spagnoli soprattutto, anche quelli greci. Ma nel caso italiano, in realtà, che è specificamente calibrato sulla scuola, quello di cui stiamo occupando, ci sono queste esigenze di fondo di flessibilità. E allora il ragionamento dell'applicazione dell'accordo quadro diventa estremamente difficoltoso e è testimoniata questa difficoltà, per esempio, intanto, dallo stesso legislatore italiano nel decreto 81 del 2015, articolo 29, quando esclude i contratti a tempo determinato stipulati per il personale docente ATA, poi con riferimento alle supplenze, ma insomma in realtà sono i contratti di cui ci stiamo occupando, dall'ambito di applicazione della normativa generale sul contratto a termine. E tenete presente che questa esclusione non è riproposta con riguardo al decreto 165 del 2001, perché l'articolo 36 invece ci dice che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi del contratto a tempo determinato di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto 81 del 2015. Quindi qui abbiamo effettivamente una esclusione specifica che dà la dimensione, se vogliamo,
della particolarità del settore. Quindi, per questo dico, la giurisprudenza della Corte di Giustizia va presa con le molle rispetto al comparto scuola, perché se ha una, diciamo, un suo significato profondo rispetto alle amministrazioni che applicano il decreto 81, lasciamo perdere la norma sulle preferenze, ma non ce l'ha allo stesso modo per il comparto scuola. Soltanto che evidentemente la Corte di Giustizia non se l'è sentita di escludere dall'ambito di applicazione il comparto scuola. Peraltro qualcuno gliel'aveva suggerito, e infatti nella sentenza Mascolo, richiamando anche Kuciuk, che è la sentenza quella sul caso turco, sul caso tedesco, scusate, in realtà in qualche passaggio si capisce che ci sarebbe potuta essere un'opzione ad excludendum, ma poi prevale l'impostazione diciamo conservativa, non conservatrice, ma conservativa della Corte di Giustizia nel tenere insieme l'ambito di applicazione, quindi se si dice le pubbliche amministrazioni sono tutte le pubbliche amministrazioni. Però c'è questo dato dell'esclusione dall'81 del 2015, e il che indirettamente, come diceva giustamente Antonio Riccio, porta fuori il settore scuola dal 36, diciamo, secondo comma, dal 36 secondo comma. E quindi non ci aiuta neanche il 36 secondo comma dal punto di vista se volete, dell'inquadramento complessivo. Ora, vedendo anche che il tempo è abbastanza avanzato, quali sono i due elementi sui quali va riflettuto? Intanto il primo elemento è quello della durata massima, che è un elemento quasi tragicomico, direi, perché come esperto della Commissione, un esperto nazionale per l'Italia, più volte la Commissione ha cercato di capire che cosa stesse succedendo. L'ultima volta, appunto, quando nel salva infrazioni si vociferava, anzi si era quasi certi che ci fosse una norma specifica sulla scuola che poi è sparita. Era stato presentato, addirittura nell'agenda del Consiglio dei Ministri c'era un'indicazione di questo intervento che poi non si è realizzato. Qui noi in realtà abbiamo una condizione rispetto al settore scuola, ma diciamo più in generale, sicuramente per il settore scuola, di incertezza totale, globale potremmo dire. Perché? Perché in realtà la norma del 99 sembrerebbe collegare al ciclo triennale, e questo è confermato dal legislatore nel momento in cui di fatto ripropone, almeno da qualche anno a questa parte, la cadenza triennale dei concorsi. Dall'altro però noi non abbiamo una certezza su questo. Non abbiamo una certezza perché appunto la norma della buona scuola, il comma 131 dell'articolo 1, che era stato introdotto e che appunto parlava di 36 mesi, viene abrogato nel 2018 e da lì parte una situazione di incertezza che è tuttora perdurante. Questa situazione di incertezza in realtà potremmo dire, e questa è anche l'opinione della Commissione, se diciamo mi passate il riferimento quasi ironico, testimonia un po' di una impostazione volutamente
nebulosa da parte del legislatore italiano, dell'ordinamento italiano. Cioè qui c'è una difficoltà a prendere posizione. Una difficoltà a prendere posizione perché? Perché qualsiasi limite temporale che venisse o venga introdotto, immediatamente introdurrebbe anche una soglia di risarcibilità. Tenete presente tra l'altro che il comma 132 dell'articolo 1 della buona scuola non è stato abrogato, è ancora lì, quello che crea il fondo. Quindi in realtà va solo rifinanziato il fondo, o comunque è stato poi di fatto rifinanziato. Quindi il tema è proprio questo, cioè utilizzare la tecnica della durata massima vuol dire anche utilizzare la tecnica poi del risarcimento, cioè tutto quello che va oltre va risarcito, con un problema evidentemente legato al passato, cioè al fatto che non è una norma di futuro, ma sarebbe una norma che almeno nell'opinione della Commissione e della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale, se vogliamo, dovrebbe essere una norma di sanatoria o comunque ad efficacia retroattiva. Quindi è chiaro che il legislatore italiano sta tergiversando e che è probabile che ci sia un'altra procedura di infrazione, perché in realtà è un po' un gioco delle parti che si sta svolgendo su questa vicenda. Perché in realtà il legislatore italiano ha già ottenuto un grosso risultato, forse non ce ne siamo accorti immediatamente, ma il fatto che sia Mascolo che la sentenza della Corte Costituzionale si siano concentrati sulle supplenze di tipo 1, vuol dire che quelle di tipo 2 e tipo 3 sono legittime. Cioè, questo mi pare abbastanza evidente. Cioè, il vero problema è quando la supplenza va a coprire la posizione vacante, perché lì c'è una dichiarazione confessoria dell'amministrazione che dice: guarda, io la devo coprire quella posizione, è vacante. E la devo coprire anche mediante concorso, quindi effettivamente poi la commissione cosa fa? Quello che ha fatto per i vigili del fuoco, cioè ti chiede: ma quanti concorsi hanno bandito? Tornando al dato di fatto, perché per i vigili del fuoco è successo lo stesso, sta succedendo la stessa vicenda e infatti il salva infrazione è intervenuto. Quindi da un lato questo atteggiamento, questo tergiversare, questo diciamo rimangiarsi l'intervento del 2015 sui 36 mesi, ha avuto l'effetto di far passare in giudicato, se vogliamo, permettetemi l'espressione tecnica, la legittimità delle supplenze di seconda, di terzo tipo, e di concentrare e focalizzare l'attenzione della Commissione e della Corte di Giustizia sulle supplenze di primo tipo. Allora, io lì non credo che ci sia una soluzione di diritto e in qualche modo sia la Corte di Giustizia che la Corte Costituzionale sembrano seguire questa impostazione. La soluzione di fatto. In realtà ci deve essere un buon livello di certezza rispetto alla copertura del posto vacante attraverso una procedura concorsuale senza indicare una data, senza indicare un periodo temporale, perché questo consentirebbe di evitare il meccanismo di risarcimento, che invece opera in maniera del tutto comprensibile per le altre amministrazioni, perché le altre amministrazioni non hanno questo tipo di esigenze. E quindi evidentemente la scelta del legislatore di tergiversare è una scelta che mira ad affermare l'assoluta specificità del settore scuola e a risolvere di fatto la questione, probabilmente con una risposta alla Commissione si aprirà di nuovo la procedura di infrazione di tipo fattuale. E guardate, ma noi stiamo per bandire X concorsi. Guardate che questo non è solo una mia invenzione o una mia speculazione. Il governo italiano ha risposto così a una serie di procedure di infrazione. E infatti cosa fa la Commissione? Poi chiede all'esperto di dire: ma è vero che hanno bandito i 500 posti che avevano promesso?
allora dici no, ne ho metti 250, allora quello ti manda la lettera. Allora, gli altri 250 dove sono? Allora il governo bandisce altri 250, ma è una sorta di inseguimento, però, ripeto, in realtà andiamo su un terreno che non è più quello del giurista, semplicemente quello delle evidentemente compatibilità di bilancio. Spero di essere stato esauriente, mi segnalo nel tempo e quindi passo la parola alla collega De Mozzi. Eccomi, grazie infinite. Allora, io diciamo mi riconnetto a quanto è stato detto finora, ma cercherò di affrontare alcuni problemi specifici, il primo dei quali riguarda la disciplina relativa ai docenti di religione cattolica, sulla quale è intervenuta recentemente, insomma ormai da qualche anno, una sentenza della Corte di Giustizia alla quale ha fatto seguito un contenzioso che si preannuncia nutrito. A questa, diciamo, a questo primo argomento, poi farà seguito nella trattazione la trattazione di altre specifiche questioni legate a un contenzioso che a me sembra sia ormai davvero seriale, che riguarda appunto i docenti precari della scuola. E ho, diciamo, presentato qui alcuni di questi filoni, possiamo dire, di giurisprudenza. E tra questi, il primo li enumero prima poi di trattare uno alla volta di questi profili nei limiti del tempo disponibile. Uno di questi riguarda, sempre con riferimento appunto, quindi diciamo al di fuori dell'ambito specifico dei docenti di religione, quindi per quanto riguarda tutti i precari della scuola, riguarda il primo filone il tema della monetizzazione delle ferie non godute. Un altro filone riguarda la rivendicazione da parte dei docenti precari della cosiddetta carta docenti. Ancora, il riconoscimento di una determinata annualità, l'annualità 2013, ai fini economici giuridici, ma ancora da un lato appunto il riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo appunto svolto dai precari e ancora diciamo un'altra serie di questioni che affronteremo via via. Ecco, il primo tema su cui mi soffermo è quello appunto degli insegnanti di religione, perché per essi la, diciamo, disciplina è piuttosto specifica. Intanto è previsto a grandi linee sostanzialmente che soltanto il 70% appunto dei posti sia coperto da insegnanti di religione assunti a tempo indeterminato e selezionati sostanzialmente tramite il concorso, mentre un 30% dei posti viene sostanzialmente coperto con insegnanti di religione incaricati con contratti a tempo determinato annuali che sono chiaramente conferiti d'intesa con l'ordinario diocesano. In forza della contrattazione collettiva si ha sostanzialmente un rinnovo automatico di anno in anno di questi incarichi triennali. Il restante 30% appunto quindi non è sostanzialmente coperto, non è destinato ad essere coperto stabilmente. Questo sistema è completato dalla necessaria previsione della indizione di concorsi chiaramente con frequenza triennali e l'idea diciamo di base è che si debba tenere conto della specificità appunto dell'insegnamento di religione. In che cosa consistono le specificità? In primo luogo nel fatto che l'insegnante di religione deve essergli riconosciuta la cosiddetta idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano e appunto si potrebbe avere, fermo quello che si potrebbe dire, ma insomma non è il caso qui, addirittura una risoluzione del contratto nel caso in cui venisse meno questa idoneità. Ecco, e la seconda specificità
è dovuto al fatto che sostanzialmente, come sappiamo, diciamo, non tutti gli alunni scelgono di studiare religione e quindi ci si attende delle fluttuazioni che possono essere anche significative nel numero di studenti che sostanzialmente sono, diciamo, dediti allo studio di religione e quindi anche nel numero di docenti, diciamo così, necessari. Ecco, su questa situazione si è avuto una importantissima sentenza della Corte di Giustizia che originava sostanzialmente da un ricorso di taluni insegnanti di religione. Scusate che salto un po' qua e là nelle slide. Allora, gli insegnanti di religione erano precari, torna al termine dei 36 mesi e lamentavano sostanzialmente di non aver da un lato né potuto beneficiare di queste immissioni in ruolo di cui abbiamo parlato finora, né hanno potuto beneficiare del decreto Buona Scuola, stante la particolarità sostanzialmente del loro settore. Hanno quindi agito sia per ottenere la conversione in contratto a tempo indeterminato, ma naturalmente appunto diciamo questo non è stato possibile ottenerlo, sia per ottenere il risarcimento del danno chiaramente da illegittima reiterazione del contratto a termine. E questo nel presupposto che il sistema italiano appunto non fosse conforme alla direttiva del 1999, la direttiva 70 del 99, né alla clausola 5, né ipotesi alla clausola 4 antidiscriminatoria e anzi chiedendo alla Corte se fosse prospettabile addirittura una discriminazione in base alla religione. Ecco, quindi la Corte di Giustizia si trova ad affrontare talune questioni. La prima è: ma davvero l'ordinamento italiano non prevede o invece prevede misure adeguate per prevenire l'abuso del rinnovo del contratto a termine con riferimento agli insegnanti di religione? E, in seconda battuta, l'ordinamento italiano prevede misure sanzionatorie adeguate per reprimere l'abuso? Ecco, diciamo, la prima questione ruota soprattutto sulla circostanza se emerga dall'ordinamento italiano che sussistano ragioni oggettive cui sia soggetto il rinnovo del contratto a termine per i docenti di religione. Quindi il richiamo è già alla più volte evocata clausola 5 della direttiva e in particolare alla lettera A. Su questo punto il governo italiano sosteneva che sì, l'ordinamento italiano prevedesse idonee misure anti-abuso in base alla lettera A della clausola 5 e, diciamo, sia il requisito di idoneità sia questa imprevedibilità della domanda e le conseguenti fluttuazioni, diciamo, nel bisogno di far ricorso a insegnanti di religione, secondo il governo italiano, potevano integrare appunto il requisito di quell'articolo 5, lettera A della direttiva. Ecco, e naturalmente la Corte di Giustizia precisa quello che già emerge dalla sua, diciamo, pluriennale giurisprudenza, e cioè che le ragioni obiettive di cui all'articolo 5 lettera A, per essere tali, devono essere precise, devono essere concrete, devono dipendere dalla natura delle funzioni. Non sarebbe naturalmente sufficiente una semplice legge nazionale che in via generale ed astratta autorizzasse il ricorso alla successione a contratti a termine e che invece appunto occorre che si debba trattare, che si tratti di una esigenza reale. Ecco, in sostanza la Corte di Giustizia nega che il requisito di idoneità possa integrare una ragione oggettiva ai sensi dell'articolo 5 lettera A e al contempo ammette che ci sia una specificità in questa fluttuazione, diciamo così, delle esigenze, però precisa la Corte di Giustizia che malgrado ci sia questa, diciamo, fluttuazione, questa situazione non può essere invocata
per, diciamo, legittimare un ricorso in modo stabile ad un rinnovo degli incarichi senza che sia bandito quel concorso triennale che secondo la Corte di Giustizia è un po' la chiave di volta del sistema. Quindi in definitiva emerge da questa sentenza della Corte di Giustizia come, secondo la Corte, l'ordinamento italiano non preveda misure adeguate a prevenire l'abuso del rinnovo del contratto a termine con riferimento ai docenti di religione, né, ritiene la Corte di Giustizia, sembra che siano previste misure sanzionatorie adeguate e da questo punto di vista rileva sia appunto, come abbiamo detto, il fatto che non vi sia l'accesso alla conversione, sia il fatto che quelle, diciamo, misure della cosiddetta buona scuola per i meccanismi, diciamo, di accesso degli insegnanti di religione non sono potute essere fruite, non si sono potute fruire, gli insegnanti di religione non hanno potuto fruire di quelle misure e appunto la Corte dubita anche che, diciamo, il risarcimento del danno possa essere, diciamo, anche in questo caso diciamo, adeguato, quello garantito dal sistema sanzionatorio italiano, mentre la Corte di Giustizia non ritiene sussistere, qui diciamo non ho il tempo di soffermarmi, ma all'esito di una serie di argomentazioni, la Corte di Giustizia ritiene non sussistere una discriminazione in base alla religione e per tale motivo ritiene che neppure, quindi non sia invocabile una discriminazione in base alla religione, in base alla direttiva 78/2000, in base all'articolo 21 della Carta, non vi sia una violazione della clausola antidiscriminatoria di cui all'articolo 4 della direttiva e quindi, malgrado questa fosse la domanda appunto del giudice a quo, ritiene la Corte che non ci possa essere una disapplicazione della normativa nazionale che non consente la conversione e che quindi tale, diciamo, non possa essere, tale obiettivo non possa essere raggiunto. Ecco, naturalmente la Corte di Cassazione si è subito adeguata a questa posizione della Corte di Giustizia e diciamo, a me sembra che in realtà da queste sentenze della Corte di Cassazione forse un pochino venendo meno a quella prudenza e a quegli discorsi che appunto abbiamo fatto fin qui, ci sia proprio un'indicazione abbastanza precisa, malgrado la difficoltà, le difficoltà che sono poi le stesse di enuclearlo puntualmente, ci sia da questa giurisprudenza nazionale, parlo della sentenza soprattutto 18.698 del 2022, l'idea che là dove l'insegnante di religione stipuli più contratti a termine rinnovati oltre 36 mesi senza soluzione di continuità, senza che sia bandito il concorso, vi sia conflitto con la clausola 5, ma che questo conflitto ricorra in realtà anche là dove ci siano più contratti discontinui, non infrannuali, la cui sommatoria superi quei 36 mesi, appunto, e ancora una volta senza che quei concorsi triennali siano banditi, mentre invece questo sì, non vi è, secondo la Cassazione, abuso del rinnovo di fronte a supplenze infrannuali per effettive necessità temporanee. Ecco, questo diciamo per quanto riguarda la specificità dei docenti di religione. Vi è poi un secondo tema che secondo me sta veramente, diciamo, un po' riempiendo le nostre aule di giustizia e è un tema legato all'indennità di ferie non godute, al mancato riconoscimento delle indennità di ferie non godute a favore dei lavoratori appunto precari della scuola. Qui
La disposizione molto discussa, che è punto di riferimento, è quell'articolo 5,8 del decreto legge 95 del 2012. Sono gli anni dello spread, come vedremo un'altra serie di interventi, sono gli anni in cui si è cercato di razionalizzare, diciamo, la spesa pubblica e si era tentato di farlo anche con questa disposizione che prevedeva che le ferie appunto spettanti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dovessero essere obbligatoriamente fruite, ma e qui, fin qui diciamo niente di nuovo, ma che non dessero luogo in nessun caso alla corresponsione, neanche alla cessazione del rapporto della cosiddetta indennità di ferie non godute e testualmente diceva l'articolo e dice l'articolo 5, questa disposizione si applica, quindi non danno in nessun luogo, in nessun caso luogo alla corresponsione delle indennità di ferie non godute e questo, diciamo, questo divieto, chiamiamolo così, di monetizzazione delle ferie si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissione, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Anche. Ecco, come sappiamo che questa disposizione è stata portata di fronte alla Corte Costituzionale che ha ritenuto di salvarla, ma dandone una interpretazione davvero riduttiva, perché la Corte Costituzionale ritiene che, malgrado la norma dica, diciamo, contenga diciamo secondo me un'espressione molto chiara, la Corte Costituzionale ritiene che possa essere letta in senso riduttivo, e cioè che si possa leggere questa disposizione dicendo che sostanzialmente le ferie potrebbero comunque essere monetizzate alla fine del rapporto se la mancata fruizione sia correlata a una estinzione del rapporto non imputabile alla volontà del lavoratore. Quindi in sostanza, quand'è, secondo la Corte Costituzionale, che le ferie non potrebbero davvero essere monetizzate alla fine del rapporto? Solo se il lavoratore avrebbe potuto programmarne la fruizione, per esempio appunto prima di dimettersi, il caso delle dimissioni, e non l'ha fatto. Sappiamo però che questa interpretazione così riduttiva della norma da parte della Corte Costituzionale è stata smentita dalla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia muove sostanzialmente da una corretta interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 88/2003 sull'orario di lavoro, muove dall'articolo 31 naturalmente della Carta di Nizza, muove dal proprio trittico precedente, dalle proprie sentenze del 6 novembre del 2018 e sostanzialmente, smentendo l'interpretazione della Corte Costituzionale, ci dice che sostanzialmente se il lavoratore non ha potuto godere delle ferie, queste possono comunque essere sempre monetizzate alla fine del rapporto, cioè in sostanza perché si realizzi quell'effetto di perdita anche dell'indennità di ferie non godute, occorre che il datore di lavoro abbia effettivamente posto in grado il lavoratore di utilizzare le ferie, lo abbia informato anche che, diciamo, queste sarebbero state perse se non godute. Ecco, perché questo ci interessa? Ci interessa con riferimento ai docenti a termine e al loro periodo, diciamo al periodo legato alle sospensione delle lezioni durante il Natale, durante la Pasqua e appunto dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno. La domanda è: i docenti a termine sono da considerare obbligatoriamente in ferie durante questi periodi di sospensione delle lezioni, anche se non hanno fatto istanza di ferie, anche se le ferie non sono state autorizzate dal dirigente scolastico? O
se i docenti precari non hanno chiesto ferie durante Natale, durante Pasqua, dal periodo di sospensione delle lezioni fino al 30 giugno, beh, allora vuol dire che non le hanno godute e avranno diritto al pagamento dell'indennità di ferie non godute? Ecco, quest'ultima sembra proprio essere l'interpretazione che prevale in giurisprudenza e che sostanzialmente deve verosimilmente prevalere, è corretto che prevalga, anche qui diciamo vado per cenni, ma facendo leva sia sulla nozione di orario di lavoro, sia sulla clausola antidiscriminatoria, quindi l'articolo 4 della direttiva del 1999-70. Perché? Perché tutti questi periodi durante i quali le lezioni sono sospese, in realtà devono essere comunque considerati di orario di lavoro, anche se il docente non, diciamo così, fa lezione, non va a scuola. Perché? Perché da una serie di norme anche della contrattazione collettiva si evince chiaramente che durante questi periodi egli svolge comunque attività didattica funzionale all'insegnamento e, diciamo, ulteriore argomento, secondo me in questo caso davvero, diciamo, rilevante, sta nel fatto che per i docenti a tempo indeterminato, i giorni di sospensione delle lezioni, questi di cui abbiamo detto, non sono automaticamente considerati ferie. Ecco che la Cassazione recentemente ha chiarito che i docenti a termine, i precari della scuola che non abbiano chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, hanno diritto all'indennità sostitutiva, a meno che, giurisprudenza della Corte di Giustizia, il datore dimostri di averli inutilmente invitati a godere delle ferie e averli avvisati della perdita, in caso contrario, delle ferie e dell'indennità sostitutiva. Ecco, quindi a me sembra che questa sia una giurisprudenza assolutamente rilevante, appunto si chiarisce, lo ripeto, che il docente a termine non può essere considerato automaticamente in ferie in questo periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, data di cessazione delle attività didattiche. Quindi credo sia facile immaginarsi una, diciamo, serie di pronunce di questo tipo assolutamente, diciamo, molto numerose. Ecco, naturalmente, cuore sempre del contenzioso è poi il tema delle progressioni stipendiali dei lavoratori a termine. Qui non parlerò dei cosiddetti scatti stipendiali dei docenti di religione, che hanno una disciplina a sé, ma semplicemente appunto di quelle progressioni stipendiali dei lavoratori a termine. Allora sappiamo che qui il problema nasce, diciamo, il problema viene in evidenza per la prima volta con la sentenza del Cerro Alonso e che è, diciamo, il primo momento in cui emerge tutta differenza, diciamo, chiaramente questa discriminazione, differenza di trattamento a carattere discriminatorio rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato della scuola. Sappiamo che per i lavoratori di ruolo sono previste diverse posizioni stipendiali legate all'anzianità di servizio e che queste posizioni stipendiali originariamente erano 7, sono rimaste tali fino al contratto collettivo del 2011, quando sono state ridotte a 6 con un'operazione, anche qui spending review, diciamo così, nel senso che la prima fascia è passata da 0 a 8 e ha assorbito le precedenti 2 fasce che prima andavano da 0 a 2 e da 3 a 8 anni. E naturalmente questo è un po' il cuore della procedura di infrazione di cui ci parlava prima il professor Boscati, nel senso che naturalmente diciamo su questo
l'Italia non ha ancora, diciamo, previsto una misura definitiva per, diciamo, risolvere questo problema. La Commissione infatti da ultimo rileva che la legislazione italiana che determina lo stipendio degli insegnanti a termine non prevede un progresso salariale incrementale basato sui periodi di servizi precedenti, fermo quello che dopo diremo sulla ricostruzione di carriera, e questa è una discriminazione rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato. Ne sono state, diciamo, adottate misure efficaci per prevenire, diciamo, l'abuso. Allora, ripercorriamo l'argomento cardine che viene speso in Del Cerro Alonso, perché tutto ruota attorno a una corretta interpretazione della clausola 4 della direttiva, che ci dice che per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Ecco, diciamo che la causa del Cerro Alonso ha alcuni snodi chiave. Allora, un primo snodo è quello di aver da subito chiarito che il fatto che poi il docente a termine sia diventato di ruolo non gli impedisce di invocare la clausola 4 antidiscriminatoria, cioè il lavoratore già precario, un tempo precario, ma poi divenuto chiaramente di ruolo, ben può rivendicare l'applicazione della clausola 4. Il vero nodo stava però nel capire in che cosa consistessero queste condizioni di impiego, appunto, di cui alla clausola 4. E il dubbio sorgeva per il fatto che, come sappiamo benissimo, la Unione Europea non ha competenza normativa, in particolare in materia di retribuzione. Quindi ci si era chiesto se gli scatti stipendiali dovessero considerarsi estranei sostanzialmente alla clausola 4, ma questo tema è stato ovviamente superato dalla sentenza del Cerro Alonso, che ha chiarito come un'interpretazione restrittiva sarebbe fuori luogo e che naturalmente diciamo anche la nozione di retribuzione, in questo senso anche gli scatti stipendiali ben possono essere, diciamo, annoverati tra le cosiddette condizioni di impiego, rispetto alle quali non è ammessa una discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Ecco, ancora ci dice la sentenza che la clausola 4 non può essere aggirata, diciamo, quindi la clausola 4 osta a una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato che fosse sostanzialmente semplicemente giustificata per essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare. E ancora ci dice la sentenza che quando la clausola 4 ci dice che appunto eventuali differenze di trattamento devono essere giustificate da ragioni oggettive, queste ragioni oggettive devono fondarsi su elementi precisi concreti, sulla natura delle mansioni, su una legittima finalità di politica sociale e così via, e che la mera natura temporanea del lavoro non può giustificarle. Ancora, clausola 4 è sicuramente self-executing e quindi può portare la sua violazione alla disapplicazione della norma nazionale confliggente nei rapporti di tipo verticale. Ecco, non mi soffermo sulla nozione di lavoratore per ora, quantomeno perché comunque non c'è il tempo, e vediamo come questi principi, diciamo, si sono tradotti nella giurisprudenza sulle progressioni verticali dei lavoratori a termine. Naturalmente già da Cassazione 2016 hanno portato alla disapplicazione sostanzialmente di quelle disposizioni anche contrattuali che negavano ai lavoratori a termine le progressioni stipendiali, ma naturalmente si tratta, come dicevamo, di rivendicazioni che vengono via via fatte dai singoli docenti precari senza che il legislatore abbia, diciamo, provvisto in via definitiva. Ecco,
E questo naturalmente vale sia per i docenti che per i lavoratori del personale ATA. Un altro filone giurisprudenziale ancora legato alla clausola 4 è quello relativo alla carta docente. Qui sappiamo che c'è stata una recente sentenza della Corte di Giustizia che ha chiarito che la disposizione italiana che riconosce questo beneficio a favore dei soli docenti di ruolo, è sicuramente discriminatoria e quindi seguendo, diciamo, lo stesso iter logico che abbiamo appena ricordato e che è stato inaugurato con Del Cerro Alonso, ancora una volta dobbiamo dire che devono essere disapplicate nei rapporti verticali le norme difformi e quindi sicuramente oggi, non essendoci ragioni oggettive di differenziazione e essendo senz'altro i lavoratori docenti a termine comparabili ai lavoratori a tempo indeterminato sotto questi profili, sicuramente la Cassazione ha riconosciuto il diritto alla carta docente sia ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto, sia ai docenti che ricevono appunto supplenze, diciamo fino al 30 giugno, quindi primo e secondo gruppo. Ma interessante, una sentenza del Tribunale di Padova molto recente ha ritenuto che, diciamo, analoghe tutele debbano valere anche con riferimento a quei docenti che hanno svolto, diciamo, supplenze ben più brevi e che sia comparabile a un docente di ruolo sotto questo profilo, per esempio anche colui che ha svolto semplicemente 5 mesi di supplenze nell'anno scolastico. Ecco, con alcuni problemi che poi riguardano il fatto che magari nel frattempo il docente che avrebbe avuto diritto alla carta sia fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico e ci dice la Cassazione in questo caso il diritto che potrà essere rivendicato se il docente nel frattempo non è più tale, fu riuscito dal sistema delle graduatorie, dagli incarichi oppure appunto comunque dal sistema scuola, allora potrà chiedere il risarcimento del danno. Credo di dovermi avviare rapidamente alla conclusione per via del tempo e dico solo che una delle vicende peraltro più forse discutibili diciamo cascata dalla sentenza Motter è stata invece quella del riconoscimento del preruolo ai fini della carriera. Ecco, abbastanza, diciamo, lineare la questione per il personale ATA, meno lineare per invece i docenti. Qui per il personale ATA la norma di riferimento era l'originaria previsione dell'articolo 569 del decreto legislativo 297 del 94, che sostanzialmente riconosceva non per intero, ma appunto solo in limitata parte, il preruolo per il personale ATA. Quindi al personale ATA il servizio preruolo era riconosciuto, dico era perché poi la norma è stata modificata, fino ad un massimo solo di 3 anni agli effetti giuridici ed economici e per la restante parte, per 2/3, ai soli fini economici. Ecco, Cassazione naturalmente ritiene che questo articolo si ponga in contrasto, quindi che non consente una piena valorizzazione del preruolo ai fini della carriera per il personale ATA già precario, contrasti anch'esso con la clausola 4 e, stante il carattere self-executing, è ben possibile disapplicare la disposizione. Non ci stupisce quindi che recentemente, sempre con un salva infrazioni, dall'anno scolastico 23-24, ma il pregresso rimane problematico, appunto sia stato ottenuto il riconoscimento pieno del preruolo ai fini della carriera per il personale ATA.
Ecco, e concludo, ci sarebbero molte altre cose, ma ancora 2-3 minuti, concludo soltanto con, diciamo, con il menzionare il tema del riconoscimento del preruolo per il personale docente, perché qui l'originaria previsione, anche questa oggi modificata, era data dall'articolo 485 del decreto 297 del 94. A questa disposizione, quindi che non riconosceva per intero il preruolo al personale docente, ma prevedeva un abbattimento sostanzialmente di questi periodi, questa disposizione andava però letta insieme con l'articolo 489, sempre del decreto, e soprattutto con l'articolo 11,14 della legge 124 del 99, che prevedeva che sostanzialmente fosse considerato come un anno scolastico intero quell'anno che avesse avuto quelle supplenze che avessero avuto una durata di almeno 180 giorni, oppure che si fossero, diciamo, che fossero durate dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio. Provo a spiegarmi meglio e dico che sostanzialmente in base a queste disposizioni, quindi 485, 489, articolo 11,14, e quel mancato pieno riconoscimento del preruolo ai fini della carriera di cui al 485 era in parte compensato dalle disposizioni di favore del 489 e dell'articolo 11, che sostanzialmente consentivano il calcolo come anno intero delle supplenze di almeno 180 giorni. Tanto è vero che la sentenza Motter aveva sostanzialmente ritenuto che la solita clausola 4 dell'accordo non fosse contraria, non ostasse ad una normativa nazionale come quella sostanzialmente in questione, proprio per questa, diciamo, compensazione interna. Ecco, forse più raffinato, direi, è invece il ragionamento che fa la nostra Cassazione civile rispetto a questa questione, perché secondo Motter, lo ripeto, in sostanza, nella ricostruzione della carriera a preruolo dei precari, se si prescindesse da questo abbattimento dell'articolo 485, si rischierebbe una discriminazione alla rovescia dovuta alla valorizzazione come anno intero di supplenze di più 180 giorni. Mentre invece la Cassazione dice no, dobbiamo verificare nel caso concreto. Quando c'è una discriminazione dei precari, quando è che c'è? Se applicando al precario gli stessi criteri per il calcolo degli anzianità che si applicano ad un lavoratore a tempo indeterminato ad origine, e cioè calcolando l'anzianità del precario sia senza l'abbattimento del 485, sia senza la compensazione però dell'articolo 11, ecco, quell'anzianità del precario sarebbe superiore a quella che in concreto gli viene riconosciuta in base all'incrocio di queste norme. Se così è, quindi se c'è questa discriminazione, allora bisogna disapplicare le norme in questione. Ecco, e aggiungo che a questo, ma poi chiudo perché ormai il tempo è passato, e aggiungo che chiaramente il Salva Infrazioni è intervenuto anche su questo, quindi ha, diciamo, ridisegnato oggi riconoscendo il pieno riconoscimento preruolo ai precari, ma al contempo facendo venir meno quel meccanismo di compensazione dei 180 giorni per i nuovi immessi in ruolo, e al contempo si è aperta un'altra questione di fronte alla Corte di Giustizia, perché a questo punto anche coloro che hanno supplenze brevi inferiori ai 180 giorni, si sentono discriminati, e la Corte di Giustizia in realtà
ha dato loro ragione. Mi fermo qui, anche se gli esempi potrebbero essere ancora molti, ma insomma solo per dire che mi pare che l'articolo 4, soprattutto della direttiva, sia senz'altro una norma che di contenzioso ne produrrà ancora molto. Grazie. Grazie veramente a tutti i tre relatori, veramente un flash. Questo crinale tra flessibilità e precariato credo che sia emerso in maniera chiara dagli interventi, dai tre interventi di oggi. È un tema specifico e finanche complesso. Credo però una cosa, che siccome la linea di demarcazione tra flessibilità e precariato è veramente labile in questo, direi, in questo ambito, e anche le relazioni l'hanno dimostrato. Ecco, forse in presenza di un legislatore che ha cercato comunque in qualche misura di dare una soluzione alla questione, l'aspetto organizzativo e di fatto meriterebbe di dar seguito in maniera più puntuale a quanto prevede il legislatore, perché altrimenti, voglio dire, questo non farà altro che aumentare il contenzioso. E quindi la programmazione triennale probabilmente andrebbe fatta come il legislatore chiede, e anche altre questioni che non sono, come dire, non sono emerse, per esempio la scelta dei supplenti del reclutamento, algoritmo sì, algoritmo no, altro ambito, voglio dire, che ha creato più problemi che altro. È sicuramente un tema, voglio dire, molto fascinoso. La professora De Mozzi ci ha dimostrato, partendo da un aspetto particolare, ma come in realtà il contenzioso sia oltremodo ampio. E quindi insomma credo che sia un tema che dobbiamo continuare ad affrontare e ad analizzare con la massima attenzione. Utilizzo un gioco di parole. L'ora vuol dire, è passata, e quindi non mi dilungo in ulteriori considerazioni che sarebbero superflue e finanche banali, e cedo la parola, dopo una volta che ho dovuto fare per le conclusioni, alla collega Zilli, che lancia il penultimo appuntamento, l'ultimo online, prima dell'ultimo in presenza, quel di Udine. Grazie veramente al professore Riccio, Ales e De Mozzi, e passo la parola alla professoressa Zilli. Grazie a tutti. Mi fa piacere riportare sullo schermo tutti gli intervenuti di oggi. Evochiamo anche il dottor De Falco, ed eccolo qui, che ha passato il pomeriggio a occuparsi della parte tecnica, e lo ringrazio moltissimo. Siamo pronti per, in effetti, l'ultimo appuntamento online di questa parte di Clip, e abbiamo per la prossima volta un incontro a Catanzaro il 13 maggio. Continuiamo nel comparto istruzione e ricerca, questa volta andiamo a casa nostra, nell'università e negli enti di ricerca. Già lo ricordo a tutti, ci vediamo in presenza il 10 giugno a Udine per una riflessione corale sull'uso e abuso della flessibilità, che mi sembra a questo punto è apparso in tutta la sua evidenza. Grazie ancora a relatori e relatrice, buon pomeriggio a tutte e a tutti.